Buonasera, continuiamo i nostri approfondimenti del Covid-19 che ora dobbiamo aggiornare dopo Covid-19. Siamo nella fase 2, abbiamo in questo periodo intervistato tantissime personalità, operatori, sindaci, medici. Insomma, è la volta di Emanuele Farrugia, un tour operator di Agrigento del settore del turismo. Ecco, prima di passare a questa iniziativa che da qualche ora ha lanciato, e lo ringraziamo per la preferenza che ci ha dato nello spiegare cos'è Agrigento c'è filiera del turismo, vorremmo fare anche un po' un consuntivo di questa esperienza, di questi 2 mesi di isolamento che sicuramente nella vita di ognuno di noi nessuno si aspettava di poter vivere e che sicuramente cambierà la nostra vita. Ma guarda, non ti nascondo che io a febbraio ero stato alla BIT di Milano, avevo fatto l'allestimento per conto dell'assessorato regionale al turismo, 80 operatori siciliani, uno stand straordinario, il più grande della BIT di Milano. Veramente abbiamo avuto un grande successo. Quando si scrive che la Sicilia è la regione più richiesta sul mercato del turismo, non si dicono fesserie, è realmente, veramente, quello è uno stand straordinario di 900 metri quadrati. Ci siamo ritrovati assaltati dagli operatori, dai buyer, e la Sicilia ha la fortuna di offrire veramente tanto, veramente tanto. Siamo scesi dalla BIT convinti di approntare una stagione estiva alla grandissima, cioè potevamo offrire arte, cultura, mare, sole, collegamenti. Finalmente gli aeroporti di Palermo e di Catania, che funzionano a 1000 e sono tra i più importanti aeroporti d'Italia. Finalmente eravamo riusciti a trovare, diciamo così, la quadra in Sicilia. Poi, quando è successo questa pandemia che ci ha visto un po' tutti così, ci ha preso alla sprovvista e ci ha creato 1000 problemi. Ancora si continua, lottiamo alla ricerca della sicurezza da offrire al mondo del turismo, ma ancora ci chiediamo che tipo di turismo arriverà in Sicilia, quale sarà, se sarà quello di prossimità, se e quando apriranno gli aeroporti ai voli internazionali, ma anche ai voli nazionali, perché in questo momento ci sono solo i voli all'Italia da Roma e poi i collegamenti con Trenitalia, ma poi per il resto spostarsi in Italia è veramente difficile anche dopo il 18 di maggio. Quindi speriamo, diciamo, ci stiamo organizzando, siamo fiduciosi, perché guarda, è una riflessione che facevo proprio stamattina, perché poi alla fine il virus può attaccare l'uomo, può attaccare tutto, ma sicuramente non attaccherà la nostra Valle dei Templi, per cui noi abbiamo, come dire, gli anticorpi a portata di mano. La valle è e rimane patrimonio importantissimo del turismo in Italia e in Sicilia, in assoluto sicuramente il più importante in Sicilia. Non raggiungeremo il 1.000.000 di visitatori che tutti auspicavamo quest'anno, però bisogna ricominciare da capo. E che cos'è la filiera? La filiera per cui ci siamo messi assieme, guarda, siamo più di 100 aziende tra albergatori, ristoratori, B&B, guide turistiche, NCC, trasporti, tour operator, bus operator, cioè abbiamo raccolto tutta la filiera, tutti gli operatori, turismo esperienziale, turismo, qualsiasi tipologia di turismo, da quello familiare appunto a quello esperienziale, per metterci assieme, perché questa poi, dobbiamo anche dircelo, questa è una terra dimenticata, questa è una terra che a sua volta che non investe nel suo territorio, per cui ancora adesso stentiamo a vedere diciamo alcune cose che abbiamo chiesto nel passato, e oggi più che mai lo stare assieme è importante, perché abbiamo bisogno di anche comunicare all'esterno che c'è un gruppo unito, compatto, coeso, che insieme agli enti noi non vogliamo assolutamente sostituirci agli enti, però agli enti stiamo chiedendo con forza di starci accanto attraverso
la loro forza, attraverso, come dire, nello specifico al Comune di Agrigento, la tassa di soggiorno, starci vicino per approntare una campagna promozionale a favore di questo territorio. Naturalmente sarà un lavoro, noi ci vogliamo interamente dedicare a quella che è diciamo la destinazione Agrigento. In questo momento non stiamo offrendo né pacchetti, non stiamo offrendo escursioni, anche se poi all'interno di questa filiera c'è tutto, c'è veramente tutto, però noi in questo momento abbiamo bisogno di comunicare al mondo intero che questa è la provincia che ha avuto meno, in assoluto meno malati di Covid-19, abbiamo i numeri che ci aiutano, però questo va trasmesso, va comunicato al mondo e va comunicato con i mezzi che oggi, non solo con i social, ma con tutti i mezzi tecnologici e con tutti tutto quello che è il mondo della comunicazione. Ad oggi purtroppo, e tu ne sei testimone Arturo, con la mancanza della provincia di una volta, non c'è più l'APT, non ci sono più punti di riferimento. Chi opera nel mondo del turismo oggi ha una grandissima, grandissima difficoltà ad operare perché non individua punti di riferimento, cioè non sappiamo con chi parlare di preciso. Nello specifico, noi, facci caso, ad Agrigento non abbiamo l'assessorato al turismo, per cui io questa è una battaglia che faccio da anni, la voglio fare e voglio continuare a farla, cioè non è possibile che ad Agrigento città non ci sia una persona, una fisicamente, che si occupa solo ed esclusivamente di quello che è il mondo del turismo. Questo è molto grave, speriamo di trovare il rimedio nel prossimo futuro, ce lo auguriamo tutti, ma oggi bisogna stare tutti assieme affinché si abbiano dei risultati per la collettività, fammelo dire, per tutti quelli per tutte quelle imprese che negli anni ci hanno messo il cuore, hanno investito. Tu pensa, ripeto, albergatori, ristoratori, cioè gente che da 2 mesi e mezzo, o anche il mio ufficio, voglio dire, noi oggi siamo solo presenti per annullare le prenotazioni. Nel mio ufficio solo per annullare i biglietti dei concerti che non si sono svolti in Sicilia e che non si svolgeranno prima del 2021. Per cui solo stando assieme, ma attenzione, lo voglio dire con gran forza, ma anche gli enti ci devono stare vicino, cioè non possono pensare che se ne stanno belli seduti e tranquilli. Non lo devono minimamente pensare. Siamo in tanti e siamo carichi dentro perché ci hanno estirpato quello che abbiamo, questo Covid-19, ahimè, ci ha estirpato quello che per anni abbiamo costruito e non consentiremo a nessuno che si continui così nell'anonimato, in aria. Oggi siamo in aria, per cui stare assieme ci scusa, bene, complimenti, hai fatto già un'intervista praticamente, hai già detto tutto, hai già spiegato tutto, ma capisco la rabbia che dentro di noi, mi ci metto anch'io, operatori del settore, 2 mesi di inattività, fatturato zero, chiusura, noi non abbiamo chiuso perché abbiamo degli obblighi informativi, però a livello di fatturato zero totale, d'altronde con tutti i negozi chiusi, gli unici erano i supermercati, ma loro non avevano bisogno di pubblicità, per cui anzi hanno aumentato i fatturati. Allora, focalizziamo il momento della BIT. La BIT, se non ricordo male, è stata a febbraio di quest'anno, ricordo che ci eravamo anche sentiti, tu eri tantissimo entusiasta perché facevi questa esperienza come ne hai fatte tante, ecco, questa è stata diciamo, la più recente da un punto di vista tuo organizzativo. Ecco, alla BIT c'era tanto entusiasmo, hai detto tu, c'era tanta carica, la Sicilia sembrava andare forte, si pensava che poteva esserci c'era un certo ottimismo, insomma, lo vedevo anch'io, anche noi, insomma, avevamo diversi impegni, diverse iniziative, insomma, a cui partecipare. Ecco, lì si respirava un clima positivo. Ci si poteva immaginare che nel giro di meno di un mese
poteva, diciamo, poteva succedere tutto quello che è successo? Cioè, forse ci avrebbero preso per pazzi, insomma, no? Assolutamente, assolutamente, guarda, ma io pure io sono rimasto aperto, anche se poi siamo rimasti aperti più che altro per garantire, Sì, perché come certo. sai io vendo biglietti di treni, SAIS, per cui, ma il dramma di tante persone che sono rimaste fuori e che non potevano e che non possono tuttora rientrare, cioè io ho mia figlia che lavora all'Hilton a Cardiff, che è in cassa integrazione, chiusa a casa, non può rientrare perché non ci sono voli, perché, vabbè, a parte la quarantena che è normale, normale ed è giusto farla, però non ci sono voli, non c'è la possibilità, c'è gente che è ferma negli stati da 2 o 3 mesi e che non riesce a muoversi, per cui è una sofferenza totale e io vedo qui tantissimi studenti che poi alla fine hanno scelto, sai quando c'è stato lo scappo, che Sì, tutti dicevano sì, scappano, 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 ma ha ragione sotto alcuni aspetti perché rimanere chiusi a casa e possibilmente, ecco, con le famiglie che non guadagnavano una lira, perché come te qui non si incassa 0 euro solo sì. per dare un Anzi, servizio. si escono le spese per accendere i ripetitori, per accendere la luce, perché i servizi Mi devono essere preoccupa, garantiti. non hai l'idea di quanto mi preoccupi io, non tanto ora, perché bene o male ora sono riusciti un po' a fermare tutto, però hanno fermato, ma per esperienza arriverà tutto. Io ho il problema di mia figlia che a Milano in cassa integrazione non può venire perché fino al 3 giugno c'è l'isolamento, c'è vietato. Ora ho sentito dire poco fa che forse la Lombardia, siccome è in regime, diciamo, è zona rossa, non possono venire in Sicilia perché la Sicilia è zona bianca, insomma, è più... Comunque, a parte questo, Manuele, senti, allora, dalla BIT passiamo a questa idea. Come è venuta l'idea di Agrigento filiera del turismo? Agrigento c'è filiera del turismo. Un'idea che so che era in aria da diverso tempo di unirci, di metterci assieme, però ora fattivamente si è passati all'azione, dovuto anche forse all'emergenza Covid, no? Assolutamente sì, l'idea è nata da alcune guide turistiche che insieme al nostro caro Totò Collura, segretario del Consorzio Turistico Valle dei Templi, diciamo, ci siamo messi assieme perché ognuno di noi poi dice, ma scusa, non è possibile che in questa città non succede nulla, nessuno ci chiama, nessuno ci dà magari una parola di conforto per andare avanti, perché noi in questi 2 mesi abbiamo anche cercato il conforto. Non so se io penso che tu sei un imprenditore come lo siamo noi siamo quelli che non abbiamo il 27, io lo dico Sì, sempre, sì, sì, non sì. abbiamo il 27, ma caro Arturo, abbiamo il 16 perché il 16 andiamo a pagare Eh, tutte le tasse, sì, per sì. cui abbiamo il doppio, questa data fatidica, noi siamo quelli del 16. Per Quelli del cui Turk, io direi. Quelli del e, Turk. e inoltre abbiamo il DURC, però ringraziando Dio si lavora, io lavoro proprio perché ci tengo ad avere il DURC a posto. Ritornando al discorso, Alla quindi filiera, sì. alla filiera. Ci siamo ritrovati tutti a guardarci attorno, non succedeva niente, come non succede nulla, attenzione, perché ad oggi veramente non vediamo nulla, nessun supporto, per cui abbiamo cominciato a convocare deputati, abbiamo cominciato ad avere rapporti, io ringrazio anche alcuni deputati che per la prima volta, io da una vita, tu mi conosci, molta Sì. gente mi conosce, per la prima volta ci chiedeva a noi cosa dobbiamo dire a Roma, le vostre esigenze quali sono, dateci gli input che noi li giriamo. Io per questo devo ringraziare Michele Sodano, per Conti, che ci chiamavano a noi per avere degli input da segnalare al governo, per cui quello che è giusto, io non faccio politica, però quando le persone si impegnano è giusto riconoscerlo, è giusto dare a loro i meriti. A me non era mai successo, per cui Confcommercio, Vittorio Messina con Confesercenti, Di Natale con la CNA, tutti abbiamo in qualche maniera siamo arrivati a un punto di dare anche noi dei consigli, l'associazione anche come si dice, dei commercialisti,
un bel lavoro di gruppo. Comunque, ed è nata questa idea della filiera, dico mettiamoci tutti assieme, perché i ristoratori non sapevano che tipo di protocollo utilizzare, gli alberghi non si sapeva quale protocollo, ogni giorno usciva una norma diversa, una nuova, non si sapeva se si dovevano usare le mascherine, i guanti, le cose, ognuno diceva la sua. Per cui anche costruire questa filiera è anche un momento di confronto tra le strutture, tra imprenditori, voglio sottolineare questo, c'è gente che ha investito, che ci ha messo il cuore, che ci ha messo i propri denari dove non c'è nulla che è arrivato dall'alto, che alla fine si vedono tuttora, attenzione perché non è che abbiamo risolto i problemi, si vedono polverizzare quello che per anni hanno costruito. Arturo piange, vengono le lacrime agli occhi, perché veramente ognuno di noi, ma non solo, io ho 3 dipendenti in cassa integrazione, ed essendo un'azienda al di sotto dei 5 dipendenti, sono cassa integrazione in deroga, non hanno ricevuto una lira da marzo ad oggi. Per cui noi chiediamo che la politica si svegli, che la politica non ci racconti fesserie, ma non perché vogliamo fare le prime donne. Attenzione, io non sono qui per fare la prima donna, io sono qui per sottolineare lo stato di emergenza in cui tutti noi operatori stiamo vivendo. Per cui non chiediamo l'elemosina, noi vogliamo lavorare e vogliamo che tutti coloro che hanno lo stipendio si mettano a lavorare pure loro. Perché io con la scusa dello smart working ho visto tanta gente che se ne sta a casa a giocare con la PlayStation. Per cui noi purtroppo la mattina quando ci alziamo perché vogliamo costruire, perché vogliamo andare avanti, perché abbiamo la volontà di fare, di lavorare e di fare e di dare il nostro contributo alla collettività e alla società. Scusa se parlo. Emanuele, però dico, mettersi insieme sì è positivo, va bene, però ecco, non pensi che nel nostro territorio manchi una regia, un coordinamento, un ufficio che sappia intercettare anche i bandi europei dove altre regioni, devo dire, sono in condizioni di farlo, di catturare le offerte perché ce ne sono tanti e noi purtroppo siamo sempre in attesa di qualcuno che ci dia una mano. Quindi secondo me l'intento è ottimo, però bisogna catturare quei segmenti dove ci sono dei fondi a disposizione, penso per esempio al MIBACT, penso all'Unione Europea, alle tantissime opportunità che però mi tocca personalmente, spesso siamo diciamo lontani. Io ho assistito per esempio ad alcune lezioni così che il sindaco per esempio di Naro, Maria Grazia Brandara, ha fatto con il dottore Pezzini, che è un esponente della Comunità Europea. Ho visto che ha portato una serie di misure, cioè, ma per noi era arabo, cioè, capito? Quindi ci vuole anche costituire un ufficio ad hoc, visto che l'opportunità, l'offerta pubblica non c'è un ufficio Europa ad Agrigento, purtroppo dobbiamo dire, non c'era un po' la provincia, ricordo il dottore Contino che era uno che si attivava molto presente nell'organizzazione fieristica e quindi a smuovere un po' le acque, ma anche la provincia è in fallimento perché gli hanno tolto il tetto e le mura, hanno tagliato, hanno fatto questa bella invenzione, per cui quel supporto che secondo me era importantissimo, per cui bisogna anche individuare queste figure, Emanuele. Ma assolutamente sì, guarda, io ho fatto parte della consulta comunale sulla tassa di soggiorno, giusto? Intanto bisogna dirlo, si sono incassati più di 2 milioni di euro, non si capisce dove sono, che cosa ne hanno fatto e perché non vengono spesi per questo territorio. Che non sono dei problemi di bilancio, se ti ricordi abbiamo avuto un incontro al comune a proposito di questi fondi. Ma io non ti nascondo. E abbiamo capito che essendo il comune in dissesto c'erano delle difficoltà
Io almeno così ho capito da quella riunione. Comunque io facevo parte di questa consulta della tassa di soggiorno e la prima cosa che ho detto al sindaco Firetto, la prima cosa, gli ho detto, dico guarda, dico io pochi giorni fa, erano 2 o 3 anni fa, avevo ricevuto l'ambasciatrice d'Inghilterra in Italia e parlando con lei, passeggiando lungo la via sacra della Valle dei Templi, lei naturalmente era entusiasta di quel posto, di quella straordinaria, ripeto, quello straordinario storia che abbiamo, che non l'abbiamo, ce la siamo ritrovati, perché se era per noi a quest'ora magari non ci sarebbe più. Allora, mi diceva, io sono ambasciatore grazie al curriculum, io ho 2 figli, uno lavora a Londra e una lavora a Cardiff, all'Hilton di Cardiff, lavorano fuori grazie al loro curriculum. E allora ho detto, Lillo, ci diamo del tu perché ci conosciamo da sempre, dico, secondo me la prima cosa che devi fare è realizzare una macchina che possa condurre questo territorio dal punto di vista del turismo. Prendiamo 5-6 giovani che si sono neolaureati, esperti in marketing, in comunicazione, in attività di statistica. Selezioniamo 5-6 giovani invece di mandarli all'estero. Sai quanti giovani agrigentini ci sono validissimi, che lavorano a Milano, che lavorano in Romania, che lavorano in Inghilterra. In giro per il mondo ci sono siciliani, ci sono agrigentini che sono le eccellenze nel resto del mondo e non riusciamo a mantenerli qui. Prendiamoli 5-6, mettiamoli tutti assieme, facciamo una bella squadra, la facciamo lavorare con i fondi della tassa di soggiorno, se non hai altri fondi, perché visto che il comune di Agrigento è sempre stato investire risorse investiamo umane, nelle persone, risorse umane, perché lo sappiamo tutti purtroppo che spesso nei nostri uffici troviamo gente che è lì senza un concorso, senza un titolo di studio, senza una specializzazione, ma non solo, al di là di questo non si è mai preoccupata di formarsi e nessuno si è preoccupato di formare tutto questo personale, per cui ci ritroviamo con della gente che va al lavoro solo per portare lo stipendio a fine mese e non funziona più così. Allora, come possono arrivare i fondi europei? Solo se ci sono degli esperti. Io non lo sono un esperto, se no le farei io le domande. Io non so fare le domande. No, anche perché la maggior parte dei bandi sono in lingua inglese, per cui voglio dire, ci vuole. Non sono solo nel settore turismo, che ho visto che nel settore dell'energia, dell'ambiente, per cui diciamo ci sarebbe da lavorare per tutte le aziende, anche nel settore diciamo televisivo, c'è Europa Creativa, ma è lì il punto, riuscire a tradurre poi fattivamente il segreto, secondo me, progetto. Il segreto per un futuro per questa città sta in questo. A sto punto investire nei giovani che hanno studiato o anche investire, andarli a ricercare, proprio a trovarli, a scovarli, tutti questi personaggi importanti che all'estero sono importantissimi. Io guarda, mentre ero alla BIT sono uscito 2 sere con un mio compagno di scuola. Io quando sono nelle fiere difficilmente esco perché arrivo stanco, però un mio carissimo amico che vende i palazzi verticali di Piazza Gaolenti a Milano, cioè è l'agenzia immobiliare più importante che c'è a Milano ed è uno di Aragona, non è svizzero, non è del Lussemburgo, è uno di Aragona, l'agenzia più importante che vende gli appartamenti a Belen, che vende gli appartamenti a tutti gli attori, a tutti i giocatori di calcio del Milan e dell'Inter, è uno di Aragona. Ti rendi conto? Per cui noi abbiamo delle eccellenze. Andiamole a cercare, facciamoci dare una mano. O poi, ecco, quello che poi secondo me a me sta molto a cuore è invece quello di utilizzare i giovani neolaureati. C'è tanto da imparare da questi giovani che ci mettono il cuore e l'animo. Attenzione, ripeto, non con i metodi del passato,
l'amico dell'amico, il figlio dell'amico, l'amico del cugino, il cugino, quello che mi può dare tanti voti. Ma io ho detto proprio queste cose. Selezioniamo per una volta 5-6 persone che hanno capacità, che hanno dimostrato attraverso i loro studi, attraverso i loro rapporti, attraverso le loro esperienze, hanno dimostrato capacità. Li mettiamo, creiamo questa macchina, questo motore. Nell'arco di 1, 2, 3, 4 anni questo motore produrrà veramente tanto. Qui invece non si investe sulle persone. Si investe su che cosa? Sul nulla veramente, perché non è che ci sono altri settori che vanno meglio, giusto? Per cui veramente viene da piangere, però noi ce la dobbiamo fare, Se ti noi aggiusti dobbiamo lo stare schermo un uniti. attimo, se ti aggiusti lo schermo perché si è spostato. Ah sì, perché ho dato un pugno del tavolo. E lo so, la rabbia, lo Io sono così, capisco, purtroppo sono, perfetto, così va quando bene. mi scaldo è uno dei miei limiti, però ci metto l'anima e il cuore, vorrei che questa città molto bella e questo, ripeto, questo nostro territorio, questo nostro mare, questo nostro paesaggio rimanga quello che è, ma nello stesso tempo venga proiettato fuori in maniera diversa, in maniera per quello che merita, attenzione, perché ripeto, la Valle dei Templi ce la invidiano tutti. Però, viva Dio, non riusciamo a raccogliere, non riusciamo a prenderci qualcosa veramente di importante. Ma secondo me la politica sotto questo aspetto, insomma, non ha dato grandi risposte, uso questo eufemismo. Forse l'unione di tanti imprenditori, come dirselo, a pagarselo lui, una o due persone, investendo ognuno di noi con una piccola quota, considerando anche le realtà imprenditoriali che ci sono grosse realtà imprenditoriali, penso per esempio, così, ora la butto lì, a Moncada, che potrebbe essere anche un punto di riferimento per l'imprenditoria agrigentina, considerando che insomma ha creato quello che ha creato e che potrebbe anche essere coinvolto a darci una mano per il futuro di Agrigento. Ora un'idea che mi viene parlando, ma ce ne sono tante. Assolutamente, ma magari si Le associazioni, trovasse. per esempio, che cosa fanno? Io parlo, associazioni industriali, CNA, sindacati, cioè tutte queste forze dovrebbero assieme un tot, cioè investire anche in formazione, perché è importantissimo. Se non si capisce questo, saremo sempre all'anno zero, anzi all'anno sotto zero. Purtroppo Lo so, faremo purtroppo. sempre le riunioni, faremo i patti d'intesa, bellissimi, con, ce le diciamo sempre noi, ce le cantiamo e ce le suoniamo, ma se non si parte, se non si va a questa fase, diciamo, operativa, Lo so, secondo me non questo è un riusciremo territorio. mai a trovare una sintesi, a tramutare l'idea in progetto, perché i fondi, i soldi ci sono. Io ho potuto assistere, ti ripeto, a 3-4 lezioni del professore Pezzini e sono rimasto, a parte che è una persona di 80 anni, se tu la vedi ha più energia di me e di te, però i settori sono tantissimi, nel sociale un mare di risorse, per cui se non riusciamo a leggere la Bibbia. Ma guarda, ascolta, io ho avuto un'esperienza e sto vivendo un'esperienza straordinaria. Io sono presidente Lions anche di Agrigento Host e il direttivo, arrivato a un certo punto, noi non ci potevamo più riunire, non potevamo fare più alcuni service che avevamo preventivato. Il direttivo con molta tranquillità e serenità si è riunito e ha detto tutto ciò che abbiamo, tutte le nostre quote, le investiamo in solidarietà. E io sono rimasto seriamente scioccato quando noi abbiamo omaggiato 14 broncoscopi al reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E parlando col dottore, naturalmente eravamo agli inizi, si lamentava che mancavano le mascherine, che mancavano i DPI, ma le cose più elementari, viva Dio, ma è possibile che la politica non si sia mai organizzata e che non abbia mai avuto, vero è che siamo stati presi tutti alla sprovvista perché nessuno conosceva una pandemia, nessuno di noi l'aveva mai vissuta, ma almeno in ospedale dovrebbe essere il posto più sicuro al mondo, il posto più sicuro al mondo invece non lo è e ringraziamo il buon Dio che dalle È nostre andata parti bene.
non è successo nulla. Ringraziamo il buon Dio, per cui grazie a Dio, questo è veramente... Però aver scoperto che lì mancavano veramente le mascherine, cioè la cosa più stupida, la cosa che poteva essere più semplice da ritrovare. Comunque, noi... Ancora non se ne trovano, Manuele, Cioè ancora non se ne trovano mascherine. Lo so, io ho fatto una scorta, Sicuramente le ho pagate a un certo punto. Ti devo dire che sono felice di aver omaggiato alla Caritas del TNT che avevo in magazzino, che è un ottimo materiale per realizzare questi prodotti. Speriamo, ecco, poi con tutti questi business che sul report, sui giornali, leggiamo ogni giorno, non si capisce qual è quella a norma, quella non a norma e via dicendo. Io mi sono organizzato con la sanificazione dell'ufficio, mi sono organizzato con come i protocolli oggi ci impongono a tutti e specialmente a noi imprenditori, dove c'è una responsabilità anche nei confronti dei dipendenti e delle persone con cui abbiamo a che fare, per cui noi non è che abbiamo solo la responsabilità su di noi e sui nostri familiari, dobbiamo stare attenti su tutto quello che ci circonda attorno, per cui oggi le vere grandi difficoltà per cui molte strutture ancora non hanno aperto, molti ristoranti non hanno aperto, è perché si sta aspettando quel famoso valore zero in maniera tale da aprire in sicurezza ed avere tutte le carte in regola per poter andare avanti. Altrimenti conviene rimanere chiuso e usufruire di queste norme, anche se misere, però alla fine intanto speriamo che possano arrivare, perché ripeto, certo, il fatto che i miei dipendenti non possano aver preso lo stipendio a me mi rattrista, ma ti giuro che se io lo potessi fare con grande tranquillità, anticiperei con grande... Ma io sono uno che vive alla giornata, non sono un grandissimo imprenditore, per cui sono uno dei tanti e siamo qui ad aspettare. Però la forza e la voglia di andare avanti ce l'abbiamo, ecco. Allora, ieri Conte ci ha dato un bellissimo assist durante un dibattito che è svolto, non ricordo se alla Camera o al Senato, invitando gli italiani a fare stanno il turismo in Italia, ecco, perché dall'altro lato abbiamo visto la Germania e l'Austria che hanno detto no, non andate in Italia, c'è sempre questo odio verso l'Italia, e dall'altro Conte gli ha risposto, italiani, restiamo in Italia e facciamo le vacanze inItalia. Ecco, quindi pensiamo al futuro, come immagini questa stagione che sicuramente sarà insomma un poco, è chiaro, non si può partire a 1000 anche perché ci sono le distanze, le mascherine, insomma ci sono tanti impedimenti, però ecco il futuro anche in considerazione di Agrigento c'è, quale potrebbe essere e come diciamo si potrebbe affrontare. Ma noi, ecco, il tentativo è quello di intercettare questo tipo di turismo, indubbiamente. Devo dire che sto registrando anche cioè oggi purtroppo, voglio dire, la cosa più complicata e più difficile è quella di arrivare dalle nostre parti. È un problema che abbiamo avuto sempre, quindi non è che è nato ora, ma oggi più che mai. Quindi oggi qualcuno nella chat del consorzio turistico si stranizzava del fatto che Trenitalia abbia messo un treno, una Frecciarossa che da Torino arriva fino a Villa San Giovanni e che quindi è già un grande passo avanti perché prima tutti, sia Italo sia Trenitalia, si fermavano a Salerno. Per cui oggi dal 3 di giugno c'è un Frecciarossa che da Torino arriva fino a Villa San Giovanni, per cui accelera anche qualche cosa. Il vero problema, ripeto, è arrivare in Sicilia. Oggi ci sono solo i voli all'Italia, non è partito Ryanair, non è partito EasyJet, non sono partiti diciamo i voli low cost, è difficile, quindi pensare al turismo che viene dall'estero mi riesce un po' difficile pensarlo. Il turismo italiano si muoverà sicuramente con le auto proprie, questa è diciamo la traccia che sta venendo fuori. Ti devo dire che molta gente sta cercando le case per non vivere in gruppo. Cioè una volta eravamo abituati a vedere alla Valle dei Templi gruppi di 50 persone che arrivavano, scendevano dall'autobus ed entravano, giusto? Molto del turismo attuale che si sta organizzando è un turismo familiare che si muoverà
con i propri mezzi, per cui per evitare di avere contatto con altri. Anche se, ripeto, devo rappresentare anche il fatto che Trenitalia sui treni, su 4 posti se ne occupano solo 2. Un autobus in questo momento gli autobus SAIS che partono da Agrigento per andare a Catania, su 60 posti ci sono solo 22 posti. Gli autobus da 80 posti che dovrebbero partire il 3 di giugno, sempre SAIS, su Roma, su 80 posti ci sono 32 posti, quindi le aziende si stanno organizzando per il distanziamento sociale, per attrezzarsi in questo. Quindi oggi il problema vero è far arrivare le persone qui, dare un senso della sicurezza. Però io devo lamentare, lo devo dire con grande tranquillità, oggi ne abbiamo 22, stento ancora a vedere qualcosa che mi dia la sicurezza di stare in un territorio sicuro. Per cui anche un invito che faccio a tutta la gente che è abituata a buttare anche l'immondizia per le strade: attenzione, diventa pericoloso per noi e per gli altri, poi per il turismo è uno schiaffo che viene dato ad ogni imprenditore che investe in questa città. Per cui buttare l'immondizia per le strade non è solo un gesto di maleducato, ma è anche offendere la dignità di tutti quelli che lavorano e che vorrebbero questo territorio che fosse splendente, che fosse per la sua magnificenza, per la Valle dei Templi, per quello che rappresentiamo. Quindi quell'immondizia è un segnale negativo su tanti fronti. Guarda, se io fossi il sindaco di Agrigento, io farei delle aree dove il sacchetto non lo buttate qua, andatelo a buttare lì. Vabbè, siete abusivi, siete quello che volete, scusa se sono così, ma non lo buttate per strada, perché state facendo un danno alla collettività, non è che state facendo un danno a una persona sola. Per cui io sarei più propenso ad aprire delle aree perché dietro questi sacchetti, bisogna anche dirlo, che vengono buttati per strada, non sempre, giusto perché, ma c'è anche gente che non si può permettere neanche di pagare l'immondizia, specie in questo periodo. Per cui va fatta anche un altro tipo di lettura, perché qui si è perso il senso della solidarietà. Io ho avuto la fortuna di poter regalare, grazie ai Lions, di poter regalare, e tu sei un Lions e quindi mi puoi capire, la spesa ai volontari di strada, a Porte Aperte, al CAV, darlo anche alle suore di Santa Marta. E quando tu parli con Anna Marino, che rappresenta un po' il popolo di quelli che hanno bisogno, diciamo così, giusto? E la vedi piangere, poi sai, dice, ma scusa, allora le norme sì, ma io che ho studiato un po' di politica quando ero ragazzino, mi insegnavano che la politica ha una finalità, che è l'uomo. Cioè non si può essere legati alle carte, alle multe, all'essere tartassati, e noi imprenditori ne sappiamo qualcosa con Equitalia, con tutto quello che è successo, con tutto quello che c'è. La politica si deve muovere secondo le esigenze dell'uomo, non si può muovere secondo le esigenze meccaniche proprie delle carte. O proprie. Giusto? Io questa è la mia cosa. Io non lo capisco perché non ci deve essere questo tipo di cultura. Io non la leggo più nei politici, la cultura dell'uomo, per cui io faccio un'azione a favore dell'uomo, non contro l'uomo. Qui lo Stato è contro le aziende, lo Stato è contro di noi, ce lo sentiamo dietro le spalle, abbiamo mille difficoltà ad arrivare alla fine del mese, però ecco, ripeto, io mi auguro che questo periodo bisogna anche essere un po' ottimisti. Allora, giusto per arrivare alla conclusione di questa nostra chiacchierata, qual è l'auspicio e se tu già in questi primi giorni di fase 2 hai avuto qualche sentore di novità, di cose positive, giusto per chiudere questa nostra intervista? Ma sai, allora, di positivo c'è che 100 persone si sono messe assieme, scusa, di nuovo ho battuto il pugno, 100 persone si sono messe assieme.
Idealmente tutte 100 persone vorrebbero la stessa cosa. Spesso, naturalmente, mettere assieme 100 persone naturalmente non è così semplice, non è facile. No, no. Detto in siciliano, con la vuole cotta e con la vuole cruda. Però stiamo lavorando, stiamo operando affinché si possano, come dire, smussare quegli angoli che in qualche maniera c'è ancora qualche fuga in avanti, la cosa più grave che ogni tanto percepiamo è che magari dietro qualche persona ci potrebbe essere anche il politico, in qualche maniera voglia anche creare il problema, capito? Cioè io vorrei che domani mattina tutti mi chiamassero, ma non perché devo fare la prima donna, e a me non interessa fare la prima donna, io vivo di mio e vivo di luce propria, quindi non vivo di luce riflessa. Voglio dire che domani mattina qualcuno mi chiama e mi dice: Manuela, che dobbiamo fare? Noi siamo qua. Scusa, dov'è il consiglio comunale? Dove sono i deputati? Dov'è il sindaco? Dove sono? Ma non lo vedono che io scrivo sui giornali, che sono stato nelle televisioni, ma nessuno mi telefona. Ma loro pensano di avere ragione? Loro pensano di avere ragione? Noi siamo incazzati perché il nostro problema non è un problema personale, è un problema di tutti, è un problema del territorio, che percepiscano il nostro malessere. Noi siamo particolarmente incazzati con tutto il mondo politico, con chi tiene le fila. Detto in siciliano, o detto nel migliore del francesismo, o ne ponno coglioniare, hai capito? Scusami, quando ci vuole ci vuole. Sì. Hai capito? Per cui siamo carichi, abbiamo la voglia, scusa se non è molto fine, giusto? Sì. Però quando ci vuole ci vuole. Certo. Cioè, non è possibile. Io mi aspetto che qualcuno mi chiami e mi dice: Emanuele, che cosa possiamo fare? Non per me, per voi. Spero che qualcuno veda questa tua trasmissione. Scusami se bene, magari ci diamo appuntamento, non lo so, fra qualche mese, tra un mese, vediamo di fare un primo consuntivo, e se magari questa trasmissione può avere anche qualche ricaduta nel territorio, qualcuno che magari ti può chiamare, chissà. Assolutamente. E comunque noi rimaniamo positivi e col sorriso in bocca. Sempre. Noi non è che siamo qui. Ringrazio Emanuele Farrugia, che è stato, diciamo, l'ideatore di Agrigento C'è, questa filiera del turismo che sta racchiudendo e in continua crescita tanti imprenditori della filiera, nella speranza che Agrigento, diciamo, possa riprendere e migliorare sempre, diciamo, in questa fase 3, ecco, chiamiamola in questa pura fase 3. Grazie a tutti e a disposizione di tutti. Possa portarci, diciamo, tutto lavoro e tanta prosperità. Grazie Emanuele Farrugia, operatore del settore turistico, e ringrazio sempre i nostri telespettatori di avere la pazienza di seguirci. Grazie sempre, una buona serata.